L'intervento di oggi forse esula un po' dallo specifico tema, nel senso che sarà un intervento focalizzato sul suolo, sull'uso del suolo in agricoltura. Non dimentichiamo che siamo nel 2015, è un anno che la FAO ha proprio dedicato al suolo, e cercherò di spiegare come questo elemento importante della produzione è sempre più scarso, tant'è che nel 2050 le previsioni sono di avere la metà del suolo disponibile per persona umana vivente sul pianeta Terra. Questo comporta la necessità, in considerazione dell'aumento della popolazione che si stima per quell'anno a 9 miliardi, di moltiplicare gli sforzi per aumentare la produttività, e per fare questo è necessario uno sforzo scientifico e tecnico rilevante che modificherà in maniera sostanziale il modo di fare agricoltura, che dovrà essere un modo produttivo ma sostenibile, e anche i luoghi dove si farà agricoltura, nel senso che bisognerà sfruttare tutte le possibili opportunità offerte, compreso forse anche in considerazione dell'inurbamento che vi sarà, che si presume vi sia l'enorme aumento della popolazione nelle grandi città, quindi anche forme di agricoltura urbana. Queste sono anche opportunità che noi abbiamo. Cercherò nell'intervento però di far comprendere come anche queste opportunità devono sempre discendere dalla ricerca scientifica e dall'applicazione tecnologica corretta, in modo di prendere la giusta direzione.